Salutano, sorridono, scaricano brande e biancheria dai mezzi della Croce Rossa e preparano le stanze che diventeranno la loro nuova casa, almeno per qualche giorno. Sono 34 i profughi, 4 pakistani e 30 dell'Africa subsahariana, accolti nella parrocchia di Povegliano. Tutti sono sbarcati in Sicilia dopo viaggi interminabili. Da Saba siamo arrivati a Tripoli, qui abbiamo preso una barca, una piccola barca, e siamo rimasti in mare 4 giorni prima di arrivare. Nella mia barca eravamo in 44, solo 4 si sono salvati, gli altri sono tutti morti. Mio fratello è morto, mia sorella è morta, io sono arrivato qui, ma non ho più nessuno. Un orrore che questi giovani uomini cercano di lasciarsi alle spalle, preferiscono non parlare del passato e continuano a ringraziare chi dà loro una mano. Mi dicono tutti che buono, bene, bene, hanno già imparato 2 o 3 parole dell'italiano, mi dicono buono, buono. E la comunità di Povegliano, addobbata di tricolori per il 25 aprile, si prepara ad accoglierli. È stato un regalo che ci ha fatto la prefettura, che noi avremmo preferito non avere, ma adesso li abbiamo qua e vedremo anche di fare del nostro meglio. Non dico per integrarli, perché non è questo il nostro compito, ma per far sì che questa convivenza, anche se di 2 settimane solamente, sia un'occasione per conoscere un mondo diverso che non conosciamo. Io sono felice che li accolgono, perché vuol dire che hanno bisogno di aiuto, perché se noi ci trovassimo nelle loro situazioni faremo la stessa cosa. Credo che abbiamo il dovere di, se possiamo, dare accoglienza a chi ne ha bisogno, quindi più che favorevole. Un'immagine diversa in una provincia ed una regione che nelle ultime settimane avevano alzato le barricate contro nuovi arrivi di migranti e di sindaci compatti a dire no a soluzioni imposte dalle prefetture, una chiusura contro la quale proprio oggi si è scagliato il veneto Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. Dispiace molto che ci sia questo atteggiamento, diciamo, di chiusura, che può diventare addirittura può arrivare fino ad essere un atteggiamento di disprezzo e di intolleranza. Facendo eco alle parole di Papa Francesco, il cardinale indica una sola via, quella dell'accoglienza, del dialogo e del rispetto. Come sembra che veramente non ci siano alternative e che chi diciamo, sceglie altre strade forse pensa di risolvere i problemi immediatamente, ma apre problemi ancora più grandi.